E buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Salve, salve a tutti, benvenuti. Sono le ore 14:55, oggi è 13 febbraio 2025, ok? Benvenuti a tutti. Oggi dobbiamo fare un'altra volta uno sfogliamo insieme. È tanto tempo che non facciamo uno sfogliamo insieme perché diciamo sto utilizzando le live dando priorità ai teardown, per esempio, o anche, come vedete lì dietro, ci sono ancora dei gruppi di vinili che abbiamo aperto, e quindi stanno lì adesso ancora, mi sono serviti, li devo rimettere a posto, quindi diciamo è un po' di tempo che non facciamo uno sfogliamo insieme. Siccome ho tante riviste qui, allora bisogna un po' mettersi a paro e diciamo fare lo sfogliamo insieme sia di queste riviste che di quelle che andremo a vedere adesso. Questa è una collana di cui ovviamente, come vedete, posseggo anche il numero 1 e tutte le altre, però poi mi ero fermato circa nel 2023, seconda metà 2023 se non sbaglio, ma adesso andremo a vedere. Insomma, sono un paio d'anni, un anno e mezzo circa, che non compravo più, diciamo, i numeretti, i numeri di questa collana che si chiama Passione Amica, prettamente dedicata al glorioso computer della Commodore, della serie Amiga, di cui io sono, diciamo, non solo mi è sempre piaciuto lavorare con Amiga negli anni d'oro, ma sono anche il possessore di diversi modelli di questa famiglia, ok? Se non tutti, perché mi pare che ce l'ho tutti, però vabbè, siccome non mi ricordo, dico diversi modelli. Io a memoria mia ho sicuramente l'Amiga 500 e il 500 Plus, il 600, il 2000, il 3000, il 1000 con tutte, diciamo, all'interno del case, quando si apre ci sono l'autografo di tutti quelli che hanno partecipato alla, diciamo, alla creazione di quel computer. Poi ho il 3000, il 4000, il 3000 Unix, ho un CD32 e mi pare 3 CD TV, insomma ce l'ho quasi tutti i modelli di Amiga che sono usciti. E quindi parlavamo di passione Amiga, e quindi oggi dobbiamo andare a fare lo sfogliamo insieme di due numeri di passione Amiga, perché per tornare, diciamo, a paro, ho pensato, siccome di più non posso, siccome si trovano su Amazon, anzi vi invito, ho messo il link in descrizione se volete prendere l'ultimo numero, questo che vedete in alto con Darth Vader in copertina. Praticamente basta che cliccate sul link che trovate in descrizione e lo acquistate tranquillamente su Amazon. Il fatto che si trovano tranquillamente su Amazon mi fa sì che io possa acquistarne almeno un paio di numeri al mese e piano piano rimettermi a paro con ho visto che me ne mancano 7-8 numeri circa, quindi diciamo che riesco a mettermi a paro in 3-4 mesi, 5 mesi circa, riuscirò a rimettermi a paro ad avere tutti i numeri di questa che mi piaceva come collana e poi vuoi per un motivo, vuoi per un altro, l'ho lasciata un po' indietro. Però fortunatamente su Amazon si trovano ancora tutti i numeri e io quindi li acquisterò tramite Amazon e poi faremo lo sfogliamo insieme piano piano. Allora, ovviamente come vi ho detto li ho acquistati su Amazon. Questo mi è arrivato oramai già mi sa la settimana scorsa, contenitore, chiamiamolo così, questa busta di Amazon, e adesso vado ad aprirla insieme a voi. Ok, qui ci sono tutti dei bollini che dovrebbero servire come garanzia, vabbè, comunque. Allora, andiamo ad aprire, ecco, ad aprire l'abbiamo aperta. Andiamo a vedere cosa contiene. Ed ecco i due volumi. Allora, il primo è il numero 23, l'ultimo che è uscito gennaio 2025, e il secondo è il primo di quelli che mi mancano, ok? Ovvero Passione Amiga numero 14 luglio 2023. Come vedete
era proprio dall'estate del 2023 che io poi non l'ho comprato più. Allora, cover disc, demo giocabile di Super Metal Hero. Allora, io farei tranquillamente lo sfogliamo insieme prima di questo più vecchio, per poi andare a vedere cosa contiene questo più nuovo. Ok? Quindi io qui ho tutti i Passione Amiga fino a questo numero 14 e poi dal 14 al 23 c'ho un buco che adesso dovrò andare a colmare piano piano. Più di due numeri al mese non li posso comprare, anche perché costicchiano, diciamo, costano 9 euro. Qui costavano 5 euro e sono arrivati a costare 9 euro e cominciano a essere, vedete, già questo costava 7,50 e siamo nel 2022, quindi diciamo sono arrivati a 9 euro. Diciamo che 9 euro è parecchio per una rivista, poi diciamo non sono tantissime pagine, però io apprezzo moltissimo il lavoro che c'è dietro una qualsiasi opera, e quindi se posso sostenerla perché magari è una cosa che mi interessa, a me volentieri, invece che sostenere magari un canale dando dei soldi che la maggior parte vanno a finire a, che ne so, nel caso di YouTube vanno a finire a YouTube la maggior parte dei soldi, nel caso di, che ne so, di TikTok vanno a finire su TikTok, allora o preferisco fare una donazione PayPal, a quel punto a chi diciamo ehm, a chi voglio donare i soldi, e allora faccio una donazione PayPal, oppure più semplicemente contribuisco, diciamo, acquistando i prodotti che vengono fatti. Ok? Quindi diciamo che è una soluzione che io ho trovato per supportare questi cose. Aspettate un attimo che devo scrivere a un amico che mi cercava. Allora, un attimo solo, ci vuole un secondo. Allora, ci scrivo. Sono in live. YouTube. Ok, così gliel'ho detto. E quindi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di questo volumetto. Questa è la prima di copertina e questa è la quarta di copertina. Ok? Allora andiamo a vedere. Ovviamente qui viene ripetuta la copertina, ovviamente senza tutte le scritte. Ok? E andiamo. Paolo D'Urso e Francesco Russo hanno fatto l'editoriale. Ok? E poi c'è il sommario. Io man mano che passano gli anni mi si abbassa sempre di più la vista, però gli occhiali ce l'ho lì, ma non li voglio usare live. Quindi c'è l'editoriale, il sommario, Games News, Tech News, The A500 Mini News, poi c'è Cyberpunks 2, Tapper, Poker Nights Tropical Heat, poi che c'è scritto? Calle Cloak, ok, Chopper Duel, Tenebra 2, Galaxian 500, The Ninja Zombie Killer. Come articoli c'è cosa accadrà ai nostri Amiga. Per la Tech c'è l'invasione dei replicanti, Amiga, GCC primi passi, corso di Blender parte 6, poi c'è 286 hardware e poi David Rowe come interviste e Jeff O'Carroll, scena demo, nuovi talenti e la posta dei lettori. Allora, e quindi questo è tutto il sommario di questo vecchio numero, ripeto, questo è luglio 2023, il numero 14 che a me mancava. Allora, guardate Games News, eccola qua, Games News, News Watcher, It Came from the Desert, eccetera. Vediamo che cosa
mi è scritto, ok. Poi giochi in uscita, addirittura siamo riusciti, grazie agli sviluppatori che ancora sviluppano su questa piattaforma, a fare una bella pagina piena di giochi in uscita. Allora, la maggior parte dei giochi che noi troviamo sono quasi tutti, diciamo, free, gratuiti, alcuni sono a pagamento, ma diciamo la maggior parte vengono distribuiti sulle varie piattaforme in formato gratuito. Amiga OS 3.2.2.1, guardate, per Tech News, e poi c'è The A500 Mini News. Ricordiamo che la The A500 Mini è diciamo, un'amiga, chiamiamola, no, non si può chiamare amiga, infatti loro l'hanno chiamata A500, non amiga, attenzione. The A500 Mini hanno sfruttato la forma del vecchio Amiga 500, l'hanno rimpicciolita, dentro ci hanno messo un hardware che in emulazione può emulare un qualsiasi Amiga, e tra l'altro anche altre macchine, però all'interno viene messo un emulatore Amiga con diversi giochi. Poi sul canale, vabbè, Amiga Ida se ne parla parecchio, e soprattutto sul repository Commodore del canale Amiga Ida, lì trovate una marea di giochi, programmi, utility per The A500 Mini. Ovviamente qui si parla anche di WinUAE, vedete? WinUAE, l'emulatore di Amiga per eccellenza. Ok? Cyberpunk 2 Next Generation, guardate. Io vado un po' veloce proprio perché ne sfogliamo due alla volta, quindi la squadra d'assalto 501, il packaging, vedete? Quello che troviamo dentro la scatola, c'è una bella immagine di ciò che contiene la scatola di questo gioco. Ok, c'è pure in trasparenza il logo, si vede benissimo in trasparenza il logo con il 2 finale. Ok, andiamo avanti. Intervista con Adrian Cummings, eccola qui, una bella intervista corredata di parecchie fotografie. Tapper, ecco un altro gioco, Tapper, ok. Tapper, questo è gratis, come vi ho detto, Amiga OCS, quindi non c'è bisogno. Salve Michele, buon pomeriggio, buongiorno, è un po' passato, buon pomeriggio. Tapper viene distribuito gratuitamente, Amiga OCS, quindi non c'è bisogno dell'AGA, del chipset grafico evoluto dell'Amiga 1200 e del 4000, quindi questo gira praticamente su tutti i modelli di Amiga, partendo dal 500, pure magari sul 1000 con l'espansione, però. Poker Nights, Tropical Hit e Calle Cloak con 2K, Double K. Andiamo a vedere questi. Questo pure gratis, gira su OCS con 1 mega di RAM, quindi bisogna avere mezzo mega di chip e mezzo mega di pasta almeno per avviare questo gioco, Poker Nights, e bisogna avere ovviamente minimo il Kickstart 2.0, quindi ne è richiesto nel 3, nel 3.1, gira tranquillamente col 2.0, che era quello che mi pare con cui uscivano l'Amiga 500 Plus e il 600, se non erro, ed è gratis. Anche Calle Cloak è gratis, gira su OCS, non c'è scritto una memoria minima, quindi diciamo dovrebbe girare un po' su tutti gli Amiga, quindi 500, 600, 1200, 4000, 3000 eccetera. Poi di qua c'è Chopper Duel e Tenebra 2, altri due giochi, Chopper Duel e Tenebra 2, vedete? Allora, Chopper Duel gira su Amiga OCS con 512 KB di RAM, quindi diciamo base,
gratis anche questo. Quest'altro gira su OCS senza specifiche ed è gratis anche questo. Tenebra 2. Quindi abbiamo sia Chopper Duel, tutta la recensione, che Tenebra 2. Galaxian 500, questo gira su Amiga OCS con 512 KB di RAM, quindi quando c'è scritto questo presumo che ci voglia l'espansione ed è gratis. E poi c'è The Ninja Zombie Killer, e la miseria, 8 MB di RAM vuole, tra l'altro è AGA, quindi questo vuole o un 1200 molto pompato o un 4000, ed è gratis anche questo, The Ninja Zombie Killer. Io senza occhiali ho letto 8, ma può darsi pure che non è 8, Ok, Galaxian 500 invece è molto carino, vedete lì gli sprite disegnati. Vediamo un po'. No, 8 mega. Sembra proprio 8 mega di RAM. Mazza, richiede parecchia RAM. Qui si parla sia un articolo su cosa accadrà ai nostri Amiga. Purtroppo cosa accadrà? Cosa accadrà? I miei che cosa già gli è accaduto. Vabbè, lasciamo stare, non voglio. E poi come patch l'invasione dei replicanti. Guardate, io so solo che per colpa delle Vartal lì butterò la metà dei miei Amiga, però vabbè, magari li tengo lo stesso così. Allora, qui continua e qui c'è il Passione Amiga Day che già si è tenuto ovviamente nel 2023, a voglia, il Passione Amiga Day. Allora, che belle che sono queste schede madri, le mie, boh. Le vedremo durante quest'anno, perché durante quest'anno dovrò procedere a sistemare un po' tutta la mia roba. Amiga GCC, primi passi. Questo è un corso, quindi sempre nella parte tech. Corso di Blender, parte 6, è cominciata 6 numeri prima di questo corso di Blender, eccolo qua. Ok, qui continua il corso di Blender, vedete? Ok, andiamo avanti. 286, io il 286 addirittura ce l'avevo nella GVP A530 Turbo e ce l'ho ancora, c'ho ancora la scatoletta, l'ho vista l'ultima volta che ho aperto il box, sta lì con la scatola che contiene la daughterboard della GVP PC della A530 Turbo, che è proprio la GVP PC 286, ed ha dentro veramente un processore 286 Intel. Intervista con David Rowe, non so come si legge, ok, quindi questa è un'intervista con Ger O'Carroll. Io, perdonatemi se non li pronuncio bene, perché non li so pronunciare, quindi Heimdall 2, e poi qua c'è proprio Passione Amiga Day, addirittura un'intera pagina dedicata a questo evento che si è tenuto il 17 settembre 2023. Ok, Piazza Garibaldi a Spoleto, ok, e qui c'è la scena demo. A me, sapete, piacciono tantissimo le demo, io adesso me le vedo tutte su YouTube e mi vedo tutte le demo che escono, ancora fanno i, tra virgolette, campionati, ma sono più dei raduni di amici, di tanti amici che ancora sviluppano demo sia su C64 che su Amiga, ma non solo, ho visto demo che escono anche per VIC 20 e per Spectrum, ok? Quindi la scena demo è tutt'altro che morta,
e vengono ancora sviluppate delle demo per delle vecchie macchine. Ok, queste sono le ultime due pagine, nuovi talenti e la posta dei lettori. Ok, e queste sono le ultime due pagine di questa rivista. Ok, e questa è l'ultima, la quarta di copertina. Ok, vista questa andiamo a fare lo sfogliamo insieme dell'ultimo numero. Questo è uscito a gennaio 2025, quindi il mese scorso. Guardate la quarta di copertina, la cassetta del mistero, The Mysterious Cassette. Acquista il gioco su www.darkagesoftware.it. Ok? La cassetta del mistero. Ok? E qui ci sono le recensioni di Superstar Blast, Santatron, Stardust Wars Director's Cut, Battle Squadron 2, Baby Anoid 2, Dungeonette The New Adventure, ricordando Mark Sibley e Martin Brown. Recensioni, Games e Tech News, Amiga e Zip Disk, La soffitta del pastore, I tesori di Aminet. Ancora si menziona Aminet, io mi collego spesso per vedere se riesco a trovare dei demo, delle cose che diciamo che io trovo su YouTube, magari vado a vedere se riesco a trovare il DMS o il file per l'emulatore, l'ADF, per vederlo poi un domani che riesumo, magari qualche amica mi funziona ancora, mi piacerebbe passarle sui floppini, tanto ce n'ho ancora tantissimi di floppini. Oh, Nicola Morocutti ha fatto l'editoriale di questo Passione Amiga, intitolando l'editoriale proprio il nuovo anno di Passione Amiga. E poi c'è il sommario dove ci sono recensioni, preview, tech, rubriche e articoli. Allora, io direi, guardate, ve lo faccio vedere, questo è il nuovo numero del nuovo anno di Passione Amiga. Io vi ribadisco che piano piano è mia intenzione rimettermi a paro. Mi mancano quindi, diciamo che se questo è il numero 23 e questo è il numero 14, me ne mancano 9. Quindi diciamo che 9 numeri in 4 mesi dovrei riuscire a prenderli tutti e 9. Quindi prima dell'estate abbiamo la collezione completa e quindi ci sarà lo sfogliamo insieme di tutti i numeri. Allora, vi ho fatto già vedere sia l'editoriale che il sommario, l'indice. Andiamo avanti, andiamo a sfogliare la prima pagina che è Games News. Ok? Games News, Tetrazone, vabbè, c'è Final Last Battle 2. Oh, hanno fatto Last Battle 2. Allora, Last Battle, se non mi ricordo male, era il gioco di Ken il Guerriero, se non ricordo male. È un gioco attualmente in versione dimostrativa. Gioca con un gameplay di base di combattimenti simile a un Kung Fu Master. Sono supportati, comunque mi pare che era il gioco di Ken il Guerriero, Last Battle. Comunque, mo se la memoria non comincia a farci lecca, a 50 anni purtroppo la memoria se ne va, Oh, ecco altri giochi, vedete? Con ovviamente, io ve le faccio vedere così perché queste live servono solo per farvi vedere cosa contiene una rivista. Nel caso sia di vostro gradimento, potete andare ad acquistare su Amazon, poi metterò pure i link qui sotto in descrizione, per andare a comprare tutti i numeri. Ecco altri giochi, sono talmente tanti i giochi. Oh, World of Sensible, World of Soccer. Oh, Tech News. Simple Demos Disc. Oh.
Andiamo a vedere qui sotto DS20 Video Converter, Amiga Live, Lemon Amiga, RTG Boot Disk, Virus Help Team. Ma chi è che fa ancora i virus per Amiga? Cioè siamo tutti amici con Amiga. CPU A, poi c'è Tools, vedi, Multipaint 2025. Guardate, c'è tanta roba dentro questa rivista, eh? Preview A1200NG. New Generation, che significa NG? Vediamo se ce l'hanno scritto. Dopo l'inatteso e per certi versi controverso A600GS, Amiga Kit torna alla carica con un nuovo prodotto che riprende la tecnologia del fratellino minore, ma ne cambia la logica. A1200NG è infatti una motherboard progettata per sostituire la scheda originale dell'Amiga 1200, offrendo un hardware moderno pur mantenendo la compatibilità con il design classico, diventando una piastra madre Amiga compatibile meccanicamente e anche a livello di alcune periferiche con Amiga 1200. Vediamo nelle caratteristiche qui di seguito elencate. E qui poi c'è tutto l'articolo. Ok? Quindi si tratta di una scheda madre, quindi di una scheda madre. Per me NG significa New Generation, comunque va bene, anche perché tra l'altro ammazza con Sisinfo, quella riga rossa è questa scheda madre di questo 1200 qua. Figuriamo se va fuori scala, perché c'è pure il più bianco, a fine scala c'è il più bianco, significa che andrebbe oltre. Mamma mia. Certo, al giorno d'oggi, ad averla avuta all'epoca tutte queste cose sarebbe stato bello. Battle Squadron 2 e Connect. Vedete? È bellissima l'impaginazione, hanno cambiato un po' di cose, è migliorata parecchio. Stardust Wars Director's Cut. Questo è gratis. Eccolo qua, free. Vedete? Stardust Wars Amiga 1200 con 2 mega di RAM. Questo prima. Allora, Battle Squadron 2 ECS ed è gratis, 1 mega di RAM, quindi bisogna avere almeno mezzo mega di chip e mezzo mega di fast. Ok, quest'altro voleva sempre 1 mega di RAM, Kickstart 1.3, Connect, è sempre gratuito, questi due, anzi questi tre, perché pure Stardust Wars è gratuito, quindi Battle Squadron 2, Connect, Stardust Wars, Director's Cut sono tutti quanti gratuiti. Questo ultimo però richiede un Amiga 1200 con 2 mega di RAM ed è gratuito. E poi c'è Babeanoid 2. Babeanoid 2. 1, 2. Allora, praticamente questo gira su, vuole un 68020 con 2 mega di fast ed è gratuito. 68020, 2 mega di fast gratuito. Questo Babeanoid 2. Andiamo avanti, eccolo qui. Qua abbiamo Bunnitos Fist Cosmic Blaster. Andiamo a vedere. Bunnitos Fist richiede un'Amiga Aka con 1 mega, quindi 1200-4000, 1 mega di fast e 1 mega di chip, ovviamente, e costa $3,50, una cosa del genere. Sì, $3,50. Questo qua invece è Cosmic Blaster, Amiga 1 mega, quindi qualsiasi, pure OCS, gratuito, Cosmic Blaster. Questo Bunnitos Fist, €3,50. A parte che se vi piacciono questi giochi contribuite, offritegli un caffè, quello che si usa, e c'è anche spesso e volentieri una donazione PayPal per acquistare magari un caffè. Fate una donazione, parenti ed amici, PayPal, così nessuno ci paga spese, e gli fate una donazione, 1-2 euro, quello che potete. Se gradite il gioco,
fatelo con quelli che ancora programmano e ancora sviluppano su queste macchine. È un consiglio che io vi do fortemente, quindi scaricate magari anche i giochi gratuiti, ma se potete cercate il modo, che tanto c'è sempre un qualche conto PayPal o qualcosa di molto semplice con cui donare 1-2 euro che fanno la differenza, perché è, come diceva Totò, è la somma che fa il totale, ok? Quindi 2 euro io, 2 euro l'amico mio, 2 euro quell'altro, alla fine la somma che fa il totale. Infatti vedete questo qua, sto Bonnitos Fist, 3,50 $, sono quasi 3 euro, cioè veramente si può fare tranquillamente, poi c'è sta Dungeonette The New Adventure, questo vediamo un po'. Allora, questo costa un po' di più, vedete, costa 30,50 euro su, diciamo, boxata con la scatola, e 15, ah no, queste sono sterline, 15 sterline nella versione digitale in digital download. Vuole un'amiga AGA con 2 mega, quindi funziona. Ah, mi sono scordato che AGA è anche il CD32, quindi, e funziona pure su Amiga 600 GS, diciamo l'Amiga 600 distribuito da Amiga Kit, ok? E qui c'è una bellissima recensione, Oh, Fast Food 2 Amiga AGA, ed è gratuito. Un paio di paginette di recensione, vedete? Fast Food 2. Questo gira, sì, su Amiga AGA free. Ok, andiamo avanti. Elevator Action 500, questo gira su Amiga con 2 mega di RAM ed è gratuito. E poi c'è Mondialito, Amiga 1 mega di chip, quindi dovete avere almeno un Amiga 500 Plus o un 600, perché dovete avere 1 mega di chip, quindi serve il Super Fat Agnus, e questo costa 9,99 $, mi sembra. Allora, Mondialito, ve li faccio vedere tutti e due. Eccolo, le due recensioni. Come vedete è molto molto colorata ed è migliorata parecchio, dal 2023 a oggi è migliorata tantissimo questa rivista. Northern Suit Wars, gratuito, Amiga 500 con 1 megabyte. E poi c'è Duel, che gira su Amiga ed è gratuito, quindi tutte e due girano su qualsiasi Amiga, tutte e due gratuiti. Northern Suit, scritto così, mi ricorda tanto un gioco che io ho amato tanto e ci ho giocato tantissimo, che era Northern Sud, che dovevi simulare la guerra tra nordisti e sudisti americani. Praticamente era un gioco che dovevi conquistare i territori, bellissimo, mi è sempre piaciuto, ci ho giocato tantissimo. Mi pare che era uno o due floppy nel caso del crack, mi pare che erano diventati due floppy, ma mi pare che era un dischetto solo. Cercatelo, Nord and Sud, cercate su YouTube il long play, vedete, è bellissimo Nord and Sud, anche perché c'era il treno che partiva e portava i soldi, ogni tot soldi ricevevate un omino da mettere sulla mappa, una specie di risico, era una specie di risico, però vabbè, dovevate fare anche delle strategie poi sul campo, muovere delle catapulte, far partire la cavalleria, se ce l'avevate, ok? Quindi Nord and Sud è molto carino come gioco. Allora, quindi due l'abbiamo visto, recensione, La Noches de los Pequeños, non lo so leggere, questo mia figlia in spagnolo va bene, quindi lei lo saprebbe leggere, io in spagnolo non lo so. E poi c'è Halloween X, vabbè, questo spagnolo è gratuito e gira su Amiga con 1 mega, e quest'altro vuole Amiga AGA, più veloce, quindi sicuramente vuole un 68030, OS 3.1, 3.2, costa 10 dollari, ok? Quindi questo ci hanno perso parecchio su sto Halloween X, perché ha dei requisiti minimi abbastanza elevati, quindi serve o un Amiga 1200 molto pompato o un 4000 ugualmente molto pompato, ok? Pong 4KB, questo è gratuito, gira su CD TV e Amiga CD32, quindi sarà su CD e quindi girerà pure su un qualsiasi Amiga dotato di lettore CD-ROM esterno.
e questo invece Riviera 79, Amiga 512K, con un mega di chip, con chip RAM, 512K di chip RAM, ed è gratuito. Tutte e due gratuiti, sia questo Pong 4K B che Riviera 79, tutte e due gratuiti. Eccoli qua, eccoli qua. Quanto mi piacevano i giochi di una volta, che la grafica la faceva da padrone. Santa's Present Drop 4, Crunch's Revenge, Santatron. Allora, questi sono due giochi natalizi ovviamente, tutti e due gratuiti. Ovviamente qui c'è scritto free donazione, donationware, cioè se fate una donazione è più gradita, ma io lo dico per tutti i giochi gratuiti. Se fate una donazione è graditissima, quindi fate le donazioni. Questo vuole l'amica con un mega, Santa's Present Drop 4, e invece Santatron OCS 2 mega di chip RAM più 512, quindi vuole 2 mega e mezzo di RAM, di cui 2 mega di chip. Qui andiamo pesante, Amiga 1200-4000 mi pare che potevano avere 2 mega di chip. Qua dice 2 mega di chip RAM OCS. È contraddittoria sta cosa, perché l'Amiga 600 mi pare che poteva, no, sull'Amiga 600 potevi allocarli, però capirai, per allocarli sull'Amiga 600 2 mega di chip non era semplice, non bastava mettere l'espansione sotto, perché quella la vedeva come fast RAM, Mazza, 2 mega di chip, c'è scritto. Ah no, 512 chip RAM. Scusate, non avevo visto il 52 prima, cioè il 51 prima. 512 chip RAM più 512 di altra RAM. Allora ritiro tutto ciò che ho detto. Questo va bene pure per l'Amiga 500 normale, che usciva con mezzo mega di chip e ci si aggiungeva l'altro mezzo mega di fast. Quindi Amiga 500, 600, 500 Plus con mezzo mega aggiuntivo di fast, perché l'Amiga 500 Plus e il 600 uscivano con un mega di chip, quindi metteteci l'espansione sotto almeno da mezzo mega di fast, e poi per tutti gli altri Amiga che hanno almeno un minimo di fast RAM. Poi Superstar Blast, Amiga OS 4.1 con scheda grafica, mamma mia, compatibile con OpenGL, la miseria. Questo costa $20, sì, non lo so. Superstar Blast, questa è una cosa spettacolare allora, perché richiede addirittura l'OS 4.1 con una scheda grafica aggiuntiva. Warp 3D addirittura. Non so neanche se va bene la Picasso 4, penso di sì. Su Amiga 4000 la Picasso 4, boh. Allora, poi c'è quest'altro Winterland Megalomania. Amiga 2 mega di chip. Qua dice però 2 mega di chip. Kickstart 3.0. Amiga 2 MB di chip RAM. Kickstart 3.0. Questo va bene su Amiga 1200 con l'espansione. No, mi pare che l'Amiga 1200 aveva 2 mega di chip. E l'Amiga 4000 e forse il CD32 pure c'ha 2 mega di chip. Comunque sono richiesti parecchi, richieste Amiga parecchio pompate. Quando andate in emulazione non c'è assolutamente problema, queste indicazioni le seguite, configurate WinUI e non ci avete problemi. Il problema nasce sulle macchine fisiche, quelle vere, e lì possono essere dolori se uno deve andare poi a cercare delle espansioni per giocare a questi giochi. Questo vuole 1 mega di RAM generico, si chiama Womp ed è gratuito. Di qua c'è la fine della recensione dell'altro gioco e di qua c'è Yomp. Ok, andiamo avanti. Amiga ROM Kernel Reference Manual, Amiga DOS. Allora, io sapevo usare benissimo fino al 3.1 l'Amiga DOS, lo conoscevo molto molto bene. Mamma mia. Quindi questo è il reference manual però del kernel di Amiga, attenzione.
non c'entra niente. Poi Amiga DOS sono solo una serie di comandi che servivano per, come dice la parola stessa, Disk Operating System, quindi per accedere direttamente al disco. Sappiamo che Amiga era multitasking, poteva aprire più shell contemporaneamente, quindi più finestre DOS contemporaneamente e fargli fare diverse operazioni contemporaneamente ad Amiga, e questo lo faceva alla base proprio, quindi prima ancora di caricare pure il Workbench. Ok, quindi questa è stata una prerogativa incredibile di Amiga, gestire il multitasking, cose che adesso lo fanno tranquillamente i computer. Amiga OS 3.2 Reference Manual. eh, che tuffo nel passato queste riviste, vabbè. Rivediamo il famoso zip drive, questo ce l'ho, c'ho la versione SCSI, la versione parallela e mi pare che c'ho pure una versione USB dello Yomega Zip. Eh, alcuni sono andati buttati, di un amico che è venuto a mancare. Ciao Sergio, ce l'aveva lui sul PC, c'aveva lo Yomega Zip IDE interno al PC. Mi pare che ne uscì pure una versione addirittura che si attaccava in cascata al floppy da 1,44 e quindi leggeva i dischi da 100 mega direttamente con, diciamo, sulla piattina che abbiamo visto pure nelle altre live quando ho fatto il teardown, sulla piattina del floppy. Quindi, però certo è più veloce, molto più veloce diciamo, la connessione IDE o SCSI nel caso, però l'avevano fatto anche parallelo, qui c'è il cavo parallelo, vedete, che era poi sdoppiato qui perché ci si collegava la stampante sulla parallela. Quindi diciamo c'era lo Yomega Zip, vedi l'interfaccia di collegamento, l'utilizzo. Io l'ho utilizzato su Amiga, però la versione SCSI era facilissima. Tra l'altro era una versione. C'avevo lo Jazz esterno SCSI, perché lo zip io ce l'avevo interno SCSI, lo attaccavo alla piattina da 50 poli. Da 50 poli tranquillamente, era interno SCSI, alimentato dal Molex e la piattina da 50 poli, tranquillamente SCSI. Anche se poi io già all'epoca avevo i masterizzatori e avevo i removibili, i dischi removibili, i tesori di Aminet. Praticamente Aminet, voi sapete che io ero stato addirittura autorizzato all'epoca, non mi ricordo chi mi autorizzò, uno dei tanti responsabili che si sono susseguiti nella storia del database Aminet, a mettere online gli Aminet set, e io c'avevo, ragazzi, perché tutta questa roba ancora ce l'ho, ok? Per chi è collegato, per chi vedrà questa live indifferita, tutta questa roba io ancora ce l'ho, ok? E quindi diciamo io ho ancora i due Nakamiki, erano CD-ROM changer a 7 CD l'uno, c'ho pure il NEC con 4, era un CD changer IDE a 4 dischetti, ci si potevano inserire 4 CD dentro, ancora ce l'ho. Tra l'altro mi sa che sta proprio dentro l'Amiga 4000, uno dei 3 Amiga 4000 che ho io, perché io lì dentro l'avevo messo internamente proprio all'Amiga 4000. Comunque, c'avevo questo CD changer da 4 e lì c'entrava un Aminet set completo. Poi avevo pure gli Enigma Amiga Run CD online. E poi tutta roba pubblico dominio, non avevo niente che non fosse di public domain, PD all'epoca si diceva. Tutto software PD, public domain, quindi gratuito, free, ok? E quindi poi prendevo gli Aminet set e li mettevo anche dentro a questi due Nakamiki, quindi pieni di Aminet set. Ho fatto vedere più volte tutti i CD che ce l'ho ancora, gli Aminet set. Poi vabbè, ho fatto tutte le ISO, l'ho condivise dentro il repository di Amiga. Comunque conviene poi andare a leggere anche quest'articolo, i tesori di Aminet, per capire a quali tesori si possano riferire, perché magari per esempio vedi Amigamp, qua c'è Amigamp, uno spettacolo, era una copia del lettore iconico per PC che era Winamp,
che aveva questa finestra proprio particolare sua, ve la faccio vedere, tanto si trova, ok, non so se la vedete, eccola qui, e questo era Amicamp, tra l'altro a Pianeta Amiga andava per la maggiore questo Amicamp, c'era, mi pare proprio, oh, erano proprio loro della Dark Age Software. Dark Age Software erano proprio loro che ce l'avevano, all'epoca avevano uno stand, la Dark Age, e loro usavano sto Amicamp a tutto volume con un paio di casse pure abbastanza potenti e facevano sentire la musica per tutto il padiglione, e con questo Amicamp mettevano la musica con Amicamp. Vabbè, questi sono ricordi. Poi ci stanno pure i video. Se non credete a quello io ho pubblicato i video Pianeta Amiga 97, Pianeta Amiga 98. Kiosk CD32. Ok? Kiosk CD32. E poi il crepuscolo degli dei. E poi qua c'è Sam 460 LE. La nuova Sam 460 LE in un'esclusiva edizione limitata e numerata. Una bella occasione di mettere le mani su uno dei sistemi Amiga più venduti, disponibile per l'acquisto nel nostro negozio online. Acube Systems. Pure Acube System mi pare che sono venuti una volta a Pianeta Amiga, Acube. Non vorrei dire una stupidaggine, ma andate a visitare www.acube-systems.com. Ok? Ok, e poi pure qui è finita la rivista e questa è l'ultima di copertina che già ve l'ho fatta vedere. Allora, che dire? Io vorrei sfruttare, diciamo, forse una decina di minuti per parlarvi un po', diciamo, iniziamo a parlare un po' della mia avventura con Amiga. 5 minuti, il tempo proprio. Vabbè, vi ho già raccontato del GVP A530 Turbo e di quello che ho fatto con il mio Amiga 500. Andiamo un poco oltre, andiamo a vedere quello che io facevo addirittura con l'A600, con l'A600 che poi venne sostituita pure dal 1200 che era più o meno poco più grande, aveva sempre la PMCI laterale, la scheda per connettere. Io all'epoca ci connettevo la Cat Weasel Buddha, che era un controller IDE aggiuntivo a cui io potevo connettere altre due periferiche IDE all'A600. Io con quell'A600, oltre ad utilizzarla, come vi ho detto, con l'Xcopy, diciamo come copiatore seriale, biecamente, per copiare i dischetti, i floppini di Amiga, l'ho utilizzata tanto anche, diciamo, ci ho attaccato la stampante, quella, diciamo, una delle prime stampanti che ci ho avuto, che era la Epson LQ100 ad aghi, a 24 aghi, e ci stampavo parecchio, ci stampavo le liste, sia le liste dei dischi in vinile che ci avevo prima di andare a fare una serata, sia la lista dei giochi per Commodore 64, le liste dei giochi per Commodore Amiga. Vi ho fatto vedere che ancora ho diciamo, il plico contenente tutte queste stampe che io andavo a fare con la stampante tramite l'Amiga 600, e avevo un foglio di calcolo con cui facevo tutti questi archivi, quindi non utilizzavo dei database, ma utilizzavo biecamente degli spreadsheet, quindi dei fogli elettronici divisi in colonne, e io così avevo, diciamo, il numero del dischetto, la posizione, quindi in quale scatola stava, e il titolo del gioco e quant'altro mi serviva diciamo, per utilizzare. Quindi quella la utilizzavo anche per stampare. C'era il Workbench, diciamo, più evoluto. Mi pare che io poi, avendo l'hard disk interno, ve l'ho detto, io ho comprato già la 600 HD, poi avevo l'acceleratrice 020, che l'altra volta, anzi faccio un'errata corrige dell'ultima live in cui ho parlato dell'Amiga 600. L'Amiga 600
usciva ancora col processore 68000 Motorola, mentre io la mia era 68020 perché avevo l'acceleratrice sotto con altra RAM. Grazie a questa RAM io potevo andare a fare un soft load, un soft kick, un re-kick, il comando che si utilizzava per caricare il kickstart in ROM, che poi non era una ROM, era una parte della RAM. Se io spegnevo il computer ripartiva con il kickstart 2.0 nativo dell'Amiga 600, però se io facevo un re-kick, lui mi andava a caricare il kickstart 3.1 da un file, era un file.rom. Io quindi diciamo, il primo comando quando avviavo il Workbench dentro la startup sequence che trovava era appunto rekick kick31.rom, e lui andava a riavviarsi e ripartiva con il kickstart 3.1 e andava a caricare il Workbench 3.1. Quindi lì ci studiai tanto anche l'Amiga DOS 3.1, e quindi come poter diciamo trasferire la BBS e farla essere più veloce appunto in previsione delle altre linee che volevo mettere. E insomma poi su Amiga 1200 approfondì e realizzai tutto quello che studiai su Amiga 600. Diciamo che l'Amiga 600 era compatto, si prestava poi a essere trasportato, quindi se dovevo andare a giocare a casa di qualche amico, io tanto avevo gli alimentatori dei PC, dei vecchi 8086, 8088 che mi alimentavano gli Amiga, e gli alimentatori originali di Amiga li usati pochissimo e li usavo solo quando mi portavo in giro questi Amiga tra virgolette portatili, quindi diversi da quelli desktop che potevano essere il 3000, il 2000, il 4000 che erano dei desktop, ma il 1200 e il 600 per me erano facilmente trasportabili perché io prendevo soltanto il cavetto video che finiva con la SCART e diciamo l'alimentatore e basta, cioè non dovevo portarmi più niente. I joystick magari li trovavo lì, come portavo un joystick, basta, cioè non c'era tanto da portarsi dietro per portarlo magari a casa dei cugini o a casa degli amici, era abbastanza facile. Poi l'Amiga 600 mi pare pure c'è Gabriele Ferri che può confermarlo, io lo prestai pure ad un amico che era patito di musica. L'Amiga 600 aveva un mega di chip e ci poteva lavorare col Pro Tracker per fare dei remix tutti personalizzati. Gli prestai anche il DSS8 della GVP, che era il digitalizzatore audio, con cui lui poteva campionare quei 2, 3, 4 secondi che gli servivano per poi mandare tramite dei loop sul Pro Tracker e fare dei moduli Amiga ad hoc. Lui era anche molto più bravo di me a fare questi, diciamo, questi chiamiamoli remix, e gli prestai l'Amiga 600 quando io presi poi il 1200 diciamo, con il digitalizzatore audio e tutto l'altro resto. Io ho ancora sia il DSS8 con la sua scatola originale, ma poi utilizzai gli Amiga anche per provare, senza riuscirci ovviamente perché la qualità era veramente troppo bassa, a diciamo digitalizzare delle videocassette. Quindi comprai anche il VD12, poi lo cambiai col VD12 RT che costava un sacco di soldi. Il VD era il digitalizzatore audio video per Amiga, però catturava grandezza francobollo, che già la risoluzione stavi su un tubo catodico e stavi in una risoluzione molto bassa, in più ti catturava in una finestra più piccola, quindi diciamo, quelle digitalizzazioni lasciavano il tempo che trovavano. Tra l'altro il VD12 non era neanche in real time, quindi tu lanciavi il catturo e poi non vedevi in tempo reale quello che stava catturando, vedevi un frame ogni tanto e quello ti segnalava che stava catturando. Poi per vedere come era venuta la cattura dovevi dare il play dopo averlo catturato, mentre il VD12 RT e il VD24 RT erano in tempo reale. Mi pare che c'ho adesso comprai alla fine per Amiga 4000 pure il VD24 RT, che era il più costoso di tutti, a 24 bit, una cosa enorme, costava uno sproposito. Quindi ci ho lavorato parecchio, senza contare il Genlock per poter mettere i titoli sulle videocassette. Io già i titoli li facevo, però senza lo sfondo diciamo
del video. Io col Commodore 64, visto che sapevo fare anche delle demo, diciamo molto semplici, però le sapevo fare, e allora utilizzavo quelle demo per fare anche dei titoli prima dei video casalinghi che facevo. Poi passai ad Amiga e su Amiga già con scala multimedia alle prime versioni, ma l'ultima versione, il Multimedia 400, era qualcosa di spettacolare, una marea di font colorati, e li potevi fare arrivare dal basso verso l'alto, da sinistra verso destra, queste scritte, e con il Genlock potevi metterci lo sfondo del video tuo su un videoregistratore, entravi dentro a Amiga, uscivi con il segnale già bello miscelato dal Genlock e a quel punto andavi a registrare su un altro videoregistratore magari delle scritte su un, diciamo, su un filmato. Quello fu l'apoteosi, cose che adesso facciamo tranquillamente. Noi riusciamo a fare anche il green screen, cosa che era impossibile. Al giorno d'oggi si fa direttamente con qualsiasi programma di editing video, anche adesso le ultime versioni di OBS ti permettono di utilizzare il green screen. Non solo, ma c'è la TikTok di base, Instagram, che potete mettere il green screen, cioè vi ritaglia in tempo reale, e dietro vi potete mettere New York, Tokyo, Parigi, lo spazio, quello che vi pare. Vi potete mettere in caduta libera. Se scaricate un filmato di un paracadutista che sta in caduta libera con la GoPro e ha ripreso tutto, voi vi mettete tutta la live in caduta libera, rallentate magari un po' in filmato e fate una live che voi state in caduta libera. Vi siete lanciati da un aereo, cioè si possono fare delle cose al giorno d'oggi, solo la fantasia è il limite, per il resto si può fare tutto. Una volta non era così, era difficilissimo, anche un semplicissimo green screen era la cosa più difficile che esisteva. Va bene, io diciamo sono arrivato in fondo alla live, sono buoni 58 minuti che siamo in live, sono le 15:52 di questo, oggi è giovedì 13 febbraio 2025, un'altra settimana volge al termine piano piano. Allora, in descrizione già trovate il link per comprare questo. Vi metterò quanto prima, quando ho fatto la copertina di questo, di questa live, vi metterò il link anche per acquistare questo e magari anche per acquistarli tutti gli altri. Adesso faccio magari diciamo un file con scritto tutti quanti i link per comprare su Amazon tutti i numeri, perché tutti non ci stanno quasi tutti, però quelli che si trovano ve li metto il link per comprarli. Magari vi metto il link soltanto a una ricerca, oppure posso fare pure le playlist, perché essendo affiliato a Amazon posso fare delle playlist, e quindi vi metto una playlist per acquistare Passione Amiga direttamente su Amazon, ok? Perché questa è una rivista veramente che merita, veramente merita. Certo, l'unica cosa che stona un po' è il prezzo. 9 euro è un prezzo abbastanza alto, per questo io più di 2 al mese non ne posso comprare, perché il prezzo, diciamo, è medio alto per questo tipo di riviste, ok? Detto questo, io vi saluto, vi invito a visitare i miei siti internet, che sono www.classe74.it, è il primo, poi c'è il secondo che è starwarsstore.it, c'è il terzo che è legolando.it, poi c'è renijstore.it, sono tutti siti che io pago, quindi se andate a fare qualche acquisto su Amazon tramite i miei siti mi aiutate anche con queste spese. Poi c'è magliettevintage.it, c'è il mondo del vinile.it, andate a vederli questi siti, se c'è qualcosa che vi interessa acquistatelo, venite immediatamente ridirezionati su Amazon e lì potete fare l'acquisto con la vostra user, la vostra password tranquillamente, ok? Detto questo io vi saluto, vi lascio con la sigletta finale di Reni Retro finale, e ci vediamo alla prossima live. Io spero di farla domani, anzi devo farla domani, e domani quasi sicuramente sarà un altro teardown, per quanto io qua ho ancora delle cose, delle riviste imballate da sballare, e ho delle riviste acquistate in edicola di cui fare
lo sfogliamo insieme. Ok? Grazie mille di essere stati con me, grazie a chi ha visto questa live adesso alle 15:55, grazie a chi la vedrà poi in differita, perché tanto questa rimarrà sul mio canale YouTube fino a quando non chiuderanno o non mi chiuderanno il canale, non lo so, comunque rimarrà su YouTube. Grazie a tutti di essere stati qui con me, vi auguro un buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata e una buona serata. Un saluto da Eni Retro, alla prossima, ciao!